Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, apriamo questa edizione della notte dell'audiogiornale con le notizie accadute in Friuli, Venezia Giulia. Sciagura della strada nel tardo pomeriggio a Codroipo, una vettura condotta da un uomo con a bordo la propria compagna ha affrontato via Pordenone all'altezza dell'incrocio con la Pontebana a forte velocità. Come una scheggia impazzita è finita sul cordolo spartitraffico abbattendo un cartello stradale e successivamente centrando l'auto che la procedeva. Nell'impatto l'utilitaria è volata in aria e dopo una serie di carambole tra le lamiere contorte ha terminato la sua corsa a quasi un centinaio di metri dal punto dell'impatto. La donna che viaggiava a fianco del compagno è stata sbalzata fuori, morendo praticamente all'istante per le gravi ferite riportate. Il compagno, dopo i primi soccorsi, è stato trasportato a Udine, dove si trova tuttora ricoverato in codice rosso. Ma il destino avverso ha voluto dare un ulteriore colpo di coda. Un anziano, giunto nei pressi del sinistro in sella alla propria bicicletta, è stato colto da malore cadendo a terra privo di sensi. Inutili per lui soccorsi da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, che celermente e con tempismo hanno cercato di praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e l'automedica da Udine. Dopo un'ora è espirato tra le braccia dei soccorritori. Le due salme sono state ricomposte nella cella mortuaria del distretto sanitario di Codroipo. I casi accertati positivi al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono 3.076, con un incremento di 4 unità rispetto alla giornata di ieri. I totalmente guariti sono 1.593, mentre i clinicamente guariti 134. Si registrano 2 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 299 il numero complessivo di morti in Friuli Venezia Giulia. L'ho comunicato dalla sede operativa di Palmanova della Protezione Civile il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito con 159 casi, Udine 73, Pordenone 63, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area di Trieste registra 1.284 infettati, Udine 957, Pordenone 646, Gorizia 189. 4 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, 130 i ricoverati in altri reparti, mentre 916 sono le persone in isolamento domiciliare. Sono state settimane difficili, ma ci hanno permesso di conoscerci meglio, di avere più cura di noi stessi, di rispettarci di più, di avere più attenzioni per il prossimo, dare valore ai piccoli gesti d'affetto, adesso pronti per affrontare il futuro ripartendo insieme in sicurezza. È il video fatto dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, per la fase 2. Nel filmato è stato postato sul profilo Facebook della Regione, sono corredate da belle immagini di Trieste, Palmanova e altre località della Regione e poi da momenti di vita quotidiana. Una donna con mascherina che fa un acquisto in un negozio, un'anziana che sistema la mascherina a un coetaneo, bambini che disegnano un arcobaleno. Il video si chiude con un perimetro della Regione che sfuma su 2 ragazzi che si prendono per mano davanti al tramonto. Da domani i campi del centro sportivo Dino Bruseschi saranno a disposizione per l'attività motoria individuale dei giocatori dell'Udinese Calcio. Lo rende noto il club. La decisione è stata assunta in seguito all'indicazione da parte del governo centrale delle linee guida da rispettare per gli allenamenti individuali, ammessi da ieri dalle disposizioni governative e dall'ordinanza in vigore in Friuli Venezia Giulia anche per gli sport di squadra. Il centro sportivo sarà a disposizione dei calciatori della prima squadra che in maniera facoltativa vorranno sostenere attività motoria individuale. L'attività, aggiunge l'Udinese, si svolgerà nella più stretta osservanza delle norme di sicurezza e distanziamento sociale prescritte dalla legge, con i giocatori che accederanno, in maniera scaglionata e programmata, esclusivamente ai campi di allenamento, mentre tutti gli altri ambienti, spogliatoi, palestre e aree comuni, resteranno rigorosamente chiusi. Previsioni del tempo per martedì 5 maggio, cielo in genere variabile, sarà possibile temporaneamente maggiore nuvolosità e qualche isolata e breve pioggia, più probabile sulla zona montana.
venti a regime di brezza. In tarda serata e nella notte inizierà a soffiare bora moderata sulla costa. Le temperature in pianura oscilleranno le minime tra gli 8 e gli 11 gradi, le massime tra i 19 e i 22. Sulla costa le minime tra i 13 e i 15 gradi, le massime tra i 18 e i 20 gradi. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, augurando a tutti voi una buona notte e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del nostro audiogiornale, come sempre programmata nel primo pomeriggio.